La politica alle grandi manovre, in altre parole, si semina il futuro. Non sarà primavera, ma iniziano a vedersi i primi germogli. Un buon agricoltore però sa bene che la pazienza per un buon raccolto è fondamentale, dunque porcellum, matterellum o proporzionale che sia, le elezioni sono lontane, i contendenti non sono ancora pronti, i frutti sono acerbi. Ma le prossime ore sono fondamentali. Il nuovo centrodestra ha appena presentato il nuovo simbolo, un quadrato blu su fondo bianco con la sigla NCD. Sarà invidia, ma tra gli avversari le battute si sprecano, a qualcuno viene in mente la scatola di un medicinale, ad altri un timbro da biblioteca, eppure nel nuovo centrodestra ce la mettono tutta. Sabato convention nazionale a Roma, mentre domenica è il giorno del gran debutto in Veneto, al Gran Teatro Geox di Padova. Deve tornare ai cittadini la possibilità di scegliere anche gli eletti e per questo lavoreremo. Come centrodestra in ogni caso presenteremo tutte le nostre proposte, tra cui quelle riferite alla legge elettorale, il sabato 7 alle ore 15 a Roma, agli studi De Paulis, nella grande convention nazionale in cui verrà lanciato il nuovo movimento politico. Insomma, i temi caldi sono già sul tavolo e presto diventeranno una partita incandescente in vista delle elezioni, ma a centrodestra già si intravedono i primi ammiccamenti con Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia osserva e giudica. Adesso vedo che una parte di loro è all'opposizione, speriamo per sempre. Gli altri invece hanno, ahimè, deciso di percorrere una strada che non ci appartiene, che è quella dell'accordo con la sinistra. Per cui non siamo vicini a nessuno, noi siamo vicini agli italiani e questo ci sembra molto più importante. Nelle stesse ore in cui al Teatro Geox di Padova il nuovo centrodestra si presenta in Veneto, c'è un altro partito che fa i conti col suo futuro, è il PD che con le primarie sceglie il segretario che lo dovrà trainare in un futuro difficile e pieno di incognite. Matteo Renzi è il grande favorito, pronto a caricarsi sulle spalle un centrosinistra che oggi i sondaggi vedono sfavorito rispetto alle forze di centrodestra. Centrodestra dove abita anche la Lega Nord, che sabato alle primarie dovrà scegliere il segretario federale del futuro. E testa a testa tra Umberto Bossi e Matteo Salvini, ma questa volta il vecchio leone è l'outsider, mentre il giovane rampante è già lanciato verso la vittoria con la benedizione di Roberto Maroni e di tutta la nuova generazione del Carroccio. Sono battaglie tali e tante da fare che la Lega ha bisogno di tutti, quindi alle spalle i litigi e se portiamo a casa risultati concreti raddoppiamo i voti nel giro di 2 mesi, non ho dubbio alcuno da questo punto di vista.